Buongiorno, oggi è mercoledì 1 luglio del 2015, siamo in macchina con Mary, Alessandro, il maestro Corallo e il buon Melo che ha gli occhiali scuri non perché è superbo ma perché veramente ha bisogno di... in sostituzione del pastore tedesco. Esatto. Allora Melo vuole condividere qualcosa e io oggi mi accodo a lui. Vai Melo. Stavo pensando a un tema molto attuale che abbiamo trattato in questi giorni e credo che Dio abbia parlato al mio cuore con il testo di Matteo 16, quando Gesù ha il suo colloquio con Pietro, no? Conosciamo un po' la storia, e Pietro, stando nello Spirito, riceve la rivelazione di chi Gesù era, e Gesù inizia a parlare con Pietro di cose spirituali e gli dice chi è lui nello spirito. Subito dopo sappiamo la reazione di Pietro, quasi va a riprendere Gesù dicendogli: Signore, questo non ti accadrà mai. E questo molte volte ci parla della nostra vita, il potere che ha l'anima nella nostra vita, quando noi lasciamo che sia la nostra anima a gestire la nostra vita e non lo Spirito di Dio e non le parole che Dio stesso ci ha rivelato, perché la differenza non la fa quando noi applichiamo la Bibbia in quanto Bibbia scritta, ma il rema per la nostra vita. Quello che Gesù disse a Pietro era un rema per la sua vita. Gesù gli stava rivelando la sua identità, chi lui era, la sua capacità, il suo destino eterno. E noi molte volte siamo come le onde, no? Abbiamo delle cime bellissime quando stiamo nello Spirito, siamo strumenti potenti nelle mani di Dio, ma subito dopo ci facciamo governare dalla nostra anima. E questo è uno dei motivi che veramente porta molti cristiani a vivere un cristianesimo emotivo e a spegnersi. Molti chiedono il fuoco, ma che senso ha chiedere il fuoco se poi non si vuole bruciare? Gesù subito dopo dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Noi sappiamo che Gesù aveva ricevuto questo comandamento dal Padre. Il compito di Gesù era di fare tutto ciò che lui ha fatto, di adempiere il sacrificio, di portare la sua croce, e il compito di ogni cristiano è prendere la sua croce, ma non come cristianesimo passivo. Sapete come si dice nelle realtà religiose: fratello, come stai? Sai, io sto prendendo la mia croce, quasi vivendo un cristianesimo di sconfitta, di disgrazia e non di trionfo. Il prendere la croce quotidiana per ogni cristiano è ascoltare la voce di Dio per ognuno di voi, per ognuno di noi nella nostra vita, e vivere con quell'obiettivo. Dio ha degli obiettivi stabiliti per ognuno di noi. Sappiamo, la Bibbia è piena di questi incoraggiamenti meravigliosi, ascoltando gli studi di molti uomini di Dio. Un giorno, sapete, quella cosa che raccontiamo, quella specie di barzelletta che diciamo che è l'arma più pericolosa che ha in mano il diavolo, è quella dello scoraggiamento. E io voglio dirti: allontanati dalle persone che ti scoraggiano, che ti ricordano sempre i tuoi sbagli, i tuoi fallimenti e che vivono nell'anima e ti portano giù. Ma stai con persone, incoraggia chiaramente queste persone, stai con persone che ti trasmettono la fede, il fuoco di Dio nella tua vita, stai a contatto con la parola, con la preghiera, apriti al mondo dello Spirito e ricevi nel quotidiano la parola che lo Spirito Santo ha per te, che ti ricorda il piano eterno di Dio, le profezie, le parole spese da parte di Dio per la tua vita, e tu vedrai la gloria di Dio. Tu vedrai la gloria di Dio. Ognuno di noi è chiamato a vivere nello Spirito. La parola più forte che il diavolo ha per la tua vita è lo scoraggiamento, ma la Bibbia è piena di incoraggiamenti. Vai, tu vedrai, tu farai, io ho preparato per te, tu sei stato fatto in un modo meraviglioso. Dio ha un piano meraviglioso per ognuno di noi. Allontana tutti quelli che ti ostacolano e che mettono gli ostacoli tipo olio cuore.
per non farti portare la croce, ma abbraccia la tua croce ogni giorno, abbraccia la parola rivelata per te, per la tua vita, e vai spedito. Gesù, dice la Bibbia, rivolse risolutamente il suo sguardo verso Gerusalemme. Noi dobbiamo avere uno sguardo, un cuore risoluto per il piano di Dio nella nostra vita. Non vuol dire che tu non sbaglierai. Sapete, io sono un ragazzo, qua Mary è una ragazza, Alessandro, siamo giovani. Sappiamo che cosa vuol dire vivere in un mondo che vuole buttarti giù. Il mondo ama ciò che è suo, ma io ti voglio dire, tu sei giovane, tu hai 100 anni, tu ne hai 200. La chiamata di Dio nella tua vita ha vinto il mondo. Il fuoco che brucia in noi è più forte delle tentazioni che ci sono. Non lasciarti abbattere di coloro che ti hanno visto magari una sera in un locale e l'ambiente religioso ti dicono quello fuma. Chiaramente il nostro incoraggiamento non è nel vivere una vita dissoluta, ma dubita e diffida di quelli che ti predicano un Dio che ti condanna. Sapete, mi viene da ridere, almeno facciamo ridere i religiosi. C'è la statua di San Pietro e è raffigurata con le chiavi, quella di San Paolo con la spada, ma quella del Dio che predicano alcuni è raffigurata con la lupara che ti condanna, che ti spara. Il nostro Dio è un Dio d'amore che ti rialza e che ti dice: io sono venuto affinché tu abbia la vita. Gesù si spogliò affinché noi ci rivestiamo di Lui. Allora rivestiti del piano di Dio per la tua vita e vai. Gesù ti ama e io ti benedico con tutto il cuore. Amen, amen. Se è vero che il mondo ama ciò che è suo, la Bibbia dice che Dio ama i suoi. Dio conosce i suoi, Dio ti conosce, Dio sa, Dio conosce il tuo cuore. Il nostro incoraggiamento è che tu chiaramente possa vivere una vita lontano da quei criteri mondani, però non farti mai abbattere dalle tue debolezze, dalle tue cadute o da quelli che usano le tue cadute per ricordarti chi eri, che usano i tuoi sbagli e i tuoi peccati per ricordarti o per farti credere che Dio non può fare niente con la tua vita. Dio ha scelto le persone, Dio ha fatto la storia con persone che altri non gli avrebbero dato neanche 10 centesimi. Dio ha lavorato attraverso gente che secondo la società non avevano nessuna opportunità, nessuna possibilità. Quindi gloria a Dio, grazie Melo. E vi ricordo sempre il Salmo, leggete il Salmo 56 del meraviglioso Re Davide, che ispirato da Dio diceva sempre: Padre, in te ho confidato, Dio mio, in te ho confidato, che mi può fare l'uomo. Noi dobbiamo piacere a Dio, non agli uomini. Amen. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, ok? Quindi sii sottomesso a Dio, segui Dio, ascolta la sua voce per la tua vita e Dio vi benedica. Dalla nostra seconda casa un abbraccio, un saluto, Mary, Maestro Corallo, il buon Melo. Ciao ragazzi.